andiamo in Friuli con l'azienda Zorzettig. Annalisa Zorzettig dell'azienda Zorzettig, benvenuta alla nostra puntata e ad Ok il vino è giusto. Grazie Eleonora, grazie per l'ospitalità. Raccontaci la realtà di questa tua azienda nel cuore proprio dei colli orientali e parliamo poi dei tuoi vini nel dettaglio. Beh, è un'azienda che è da secoli posizionata sulle colline di Cividale del Friuli. È una terra grassa, minerale, ha una carica, una potenza non indifferente per le uve, di conseguenza per i vini, in particolar modo molto vocata per i vini bianchi. Il Re Fosco, la bravura è gestire, io lo chiamo selvatico quasi nel suo gusto, perché vuole andare dove vuole lui, si presta tantissimo per l'invecchiamento, per cui grazie al legno, alla botte di legno, all'affinamento nel legno, evolve molto molto bene negli anni, l'affinamento in bottiglia. Un passito che dal 2006 è stato riconosciuto come di OCG, dove il retrogusto è la mandorla, e ha una dolcezza che però si abbina bene, non so, ad esempio a dei, non so, al foie gras, a dei piatti anche, o a un abbinamento di formaggi erborinati, invecchiati. Il residuo zuccherino comunque non resta, non impasta, pulisce molto bene la bocca. La Malvasia è un vino avvolgente, un bianco semi-aromatico, quei profumi, quell'intensità che non disturba, che si abbina molto bene a piatti di pesce elaborati, come a dei semplici magari antipasti o come aperitivo.